davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Abbassare, non te regge più, abbassare, non te regge più, abbassare con le canzoni senza fatte e soluzioni, la castità, non te regge più, la verginità, non te regge più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, non te regge più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, non te regge più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. non te regge più. E alala, Non te regge più, PCPC, non te regge più, DCDC, non te regge più, PCPC, blibri, DCDC, DCDC, cazzaniga, non te regge più, Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, Tripla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli, non te regge più, Gianni Brera, non te regge più, Bearzot, non te regge più, Monzo Panatta, Rivera D'Ambrosio, Laudateni, Maurizio Costanzo, Mike Bongiorno, Villaggio Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildonna Eminenza, Monsignore Vassia Sherry, Mon non Amour. te regge più. Immunità parlamentare, Non te regge più, abbassare. Il numero 5 sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi sia consentito dire. non te regge più, Il nostro è un partito serio, Certo, disponibile al confronto, d'accordo. nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sesso, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore, che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto dove sei tu? non te regge più, Uè, paesa, non te regge più, il bricolage, non te regge più, il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, le P38,
sulla spiaggia di Capocotta, Cartier, Carden, Gucci, Portobelle illusioni, lotteria a 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7,5 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente, ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sei, la diversa, ci giurerò, è meglio, che bella sei, ci giurerò, sei meglio, che bella sei, non te ne che più, che bella, la diversa, ci giurerò, sei meglio. La settimana che sta per iniziare mette al centro dell'attenzione alcune tematiche che in qualche modo a livello parlamentare sono collegate anche con quello che è stato l'esito del referendum. Abbiamo infatti potuto leggere quelle che sono le considerazioni che vengono effettuate da parte di Pagnoncelli per quanto riguarda il proprio istituto di statistica e di indagine demoscopica, e secondo quelle che sono le conclusioni a cui giunge Pagnoncelli, che deve essere considerato assolutamente attendibile sul punto, in realtà la percezione degli italiani è che soltanto il 5% di coloro che sono stati intervistati ammettono che il Presidente del Consiglio si sia esposto in campagna elettorale e quindi l'esito referendario in qualche modo possa essere dipeso da quella che è una valutazione di carattere politico. Questo significa che se il 95% della popolazione in realtà non dà un valore, una valutazione di natura strettamente politica a quello che è il risultato del referendum, il centrodestra allo stato attuale, mentre stiamo parlando in questa mattinata di inizio settimana, è saldamente al comando di quelli che sono i consensi del corpo elettorale, con particolare riferimento anche alla buona salute di cui sta godendo nel corso soprattutto degli ultimi periodi la nostra Lega. E questo però non significa poter dormire sonni tranquilli, è il motivo per il quale, soprattutto in virtù di quello che è un concetto molto serio, molto prezioso, ossia quello della stabilità, si impone la valutazione circa la possibilità di modificare la legge elettorale. E allora è iniziato oggi l'iter parlamentare per arrivare a modificare la legge elettorale per cercare in qualche modo, qualsiasi dovesse essere l'esito delle urne, quindi se ci dovesse essere una vittoria del centrodestra o una eventuale vittoria della sinistra, comunque sia il governo sarebbe stabile e non avrebbe problemi sotto il punto di vista della durata. Tutto ruota attorno a quello che è il cosiddetto premio di maggioranza, ossia l'ipotesi è quella di verificare se una delle coalizioni è in grado di superare la soglia del 40% e nel caso in cui una o entrambe le coalizioni superino la quota del 40% del corpo elettorale, a quel punto quella che dovesse avere un punto in più, un voto in più rispetto all'altra, potrebbe godere di un premio di maggioranza attorno al 15%. È un meccanismo che viene definito una sorta di elezione quasi diretta sulla fattispecie di quello che avviene per i sindaci negli enti locali, con un'attribuzione quindi di un premio di maggioranza che diviene premio di stabilità alla coalizione che ha meritato, sotto il punto di vista maggioritario, di avere più consensi rispetto all'altra. E i detrattori di questa riforma dicono ma in questo modo si va a sconvolgere quella che è la proiezione di carattere proporzionale. Ma se noi ruotassimo ancora oggi per quanto riguarda i futuri anni attorno a quella che è la mera proiezione del proporzionale, e rischieremmo di fare un passo indietro e probabilmente anche nel baratro rispetto a quelle che sono le conquiste che ci sono state nel corso degli ultimi 30 anni, ad iniziare da quella che è l'elezione diretta dei sindaci, perché se le amministrazioni, se gli enti locali hanno oggi una stabilità non significa durare in eterno, significa soltanto poter contare su un programma, su un organigramma e su una squadra affidabile, bene, se tutto questo funziona per gli enti locali, non vediamo per quale motivo non dovrebbe funzionare anche e soprattutto per il governo dello Stato centrale. È chiaro che la maggioranza che è uscita dalle urne
nelle politiche del 2022, nel settembre-ottobre del 2022, ha consentito, essendo ampia, di governare per 4 anni e di riportare l'Italia al centro del palcoscenico internazionale come vera protagonista e non come convitato di pietra come avveniva in passato. Ma quella maggioranza del 2022 era una maggioranza che risentiva anche dell'assenza del cosiddetto campo largo. Adesso non sappiamo obiettivamente che cosa ci andranno a piantare all'interno di questo campo largo, se cresceranno fiori, papaveri o probabilmente anche crisantemi, e però dobbiamo prendere atto che se nasce un campo largo che in qualche modo non può vincere, ma può minare quella che è la stabilità, perché un conto è vincere largamente, un conto è vincere o cercare di fare da interdizione verso l'avversario per qualche manciata di voti. Ecco, per evitare che ci siano situazioni come quelle che si sono verificate in passato, in cui poi alla fine è una sorta di Presidente della Repubblica aggiunto, non il vero Presidente della Repubblica, ma quello determinato dai mercati economici e finanziari a gestire le eventuali crisi di governo, è giusto, è corretto, è opportuno che ci sia un premio di maggioranza che permetta la stabilità, la stability, e da qui ne viene fuori anche quello che è il nomen iuris della nuova legge, per cercare di governare con tranquillità il paese, indipendentemente dal fatto che vincano gli uni o gli altri. Questo tipo di risultato è chiaro che nel corso delle ultime ore viene osteggiato da chi non ha soltanto messo nel mirino l'obiettivo di governare il paese, ma per chi continua a non togliersi il vizietto, come è avvenuto in passato, di cercare di orientare ante litteram e quindi di congegnare con la squadra, con il righello e magari con qualche pastello addirittura quella che è la carica più alta dello Stato, che da qui al 2028 poi dovrà essere modificata e sostituita. Sì, perché andrà a scadere successivamente alle prossime elezioni politiche anche la più alta carica dello Stato, sia la Presidenza della Repubblica, e sappiamo tutti che con l'attuale sistema istituzionale è il Presidente della Repubblica, ossia il capo dello Stato, che conferisce l'incarico per la formazione di un governo, e quindi più di qualcuno all'interno della sinistra e possiamo dire all'interno di questa sorta di pseudo campo largo cercano di condizionare non semplicemente quello che è l'esito delle prossime elezioni politiche, ma soprattutto l'esito della eventuale nuova elezione della Presidenza della Repubblica. Il ragionamento che viene svolto sostanzialmente è questo: ma se vi è una maggioranza assoluta ampia che dovesse venire fuori attraverso il nuovo sistema elettorale e attraverso anche quelle che sono le indicazioni che provengono dai cosiddetti grandi elettori, perché sappiamo tutti che poi per l'indicazione del capo dello Stato, l'elezione del Presidente della Repubblica, votano anche le regioni, e in questo momento ve ne sono tante che sono a guida di centrodestra e anche e soprattutto della Lega. È chiaro che in questo modo, modificando la legge elettorale del Parlamento, si andrebbe a incidere, dicono i detrattori, anche sulla scelta dell'eventuale nuovo Presidente della Repubblica. Beh, insomma, stiamo parlando naturalmente di ingegnerie istituzionali, di ingegnerie, potremmo definirle parastoriche o metastoriche, perché non si può condizionare quella che è la necessità che questo paese continui ad essere governato soprattutto bene, ma con stabilità. Oggi abbiamo la possibilità, dopo oltre 25 anni, di avere il debito pubblico che va non semplicemente in pareggio, ma che non sfori più il famoso 3%, il parametro di Maastricht che per tanti anni è stata l'ossessione delle nostre imprese oltre che dei nostri governi. Oggi abbiamo un paese che ha la percentuale più alta di occupati in assoluto in Italia dal dopoguerra a oggi, e da quando c'è stata l'istituzione dell'Istat. È difficile anche andare a verificare quali dovrebbero essere le indagini statistiche che vanno in senso contrario, perché negli annales dell'Istat non vi è nessun dato diverso rispetto a quello del picco massimo che si è toccato per quanto riguarda gli occupati. Si deve fare tanto e altro per migliorare
quello che è il potere di acquisto dei salari, ma tutto questo passa anche per una nuova rivisitazione di quello che è il rapporto, di quello che deve essere il rapporto tra il governo, il potere politico ed alcuni sindacati che continuano a bloccare quotidianamente le riforme, che continuano ad essere parte dell'agone politico. Guardiamo soltanto quello che la CGIL ha fatto nel corso dell'ultimo referendum per avere il quadro plastico di come c'è chi pensa agli interessi dei lavoratori e sono altri sindacati, e chi invece, come Landini, continui a cercare di fare il segretario aggiunto del PD senza rendersi conto che tra lui e la Schlein probabilmente spesso diventa una sorta di sassaiola tra i povedenti. Quindi sotto il punto di vista politico crediamo che le riforme debbano andare avanti anche grazie e soprattutto a quella che sarà la nuova legge elettorale. Avete ascoltato